Una buona giornata, ben trovati in diretta, benvenuti, eccoci con la prima edizione di questo 2 aprile. C'è molta cronaca naturalmente da cui partiremo, ma anche molti collegamenti. Oggi è il giorno in cui Donald Trump, il presidente americano, dovrebbe annunciare in che modo intenda applicare i dazi che logicamente spaventano le attività produttive, le categorie economiche del nostro territorio. Ma partiamo purtroppo da quella che è la notizia di queste ultime ore, l'ennesima morte sul lavoro avvenuta in provincia di Verona. Siamo in un'azienda di Trevenzuolo, la Anodal Extrusion, dove questa mattina si sarebbe verificato un incendio e nel principio di incendio che ha interessato un macchinario ha perso la vita un operaio, a quanto si sa al momento originario della provincia di Mantova. La tragedia si è consumata durante il turno mattutino, si tratta di un'azienda metalmeccanica specializzata in lavorazione di alluminio che ha lo stabilimento appunto a Trevenzuolo in via del Lavoro. Secondo le prime notizie, intorno alle 8 nel capannone sarebbe, come detto, divampato un improvviso incendio a un macchinario su cui stava lavorando l'uomo che inizialmente si pensava fosse rimasto schiacciato perché il corpo è stato trovato sotto di fatto ai piedi di questo macchinario, e invece a quanto pare è morto folgorato per aver ricevuto una violenta scarica elettrica dal macchinario stesso. Sul posto ci sono gli ispettori dello Spisal dell'ULSS Scaligera naturalmente, ma si sono portati anche i sanitari che nulla hanno potuto per soccorrere l'uomo e i vigili del fuoco, naturalmente anche i carabinieri. Quindi l'ennesima tragedia sul lavoro che colpisce purtroppo il nostro territorio già fortemente provato da un'altra morte sul lavoro, anche se siamo per pochi chilometri al di là dei confini regionali. Parliamo della morte di Daniel Taffa, il ragazzo di appena 22 anni, vittima di un incidente, di una scheggia che gli è stata letale. La scorsa settimana alla STM di Maniago si è svolta l'autopsia e gli esiti hanno riservato delle sorprese. Posso confermare che Daniel non è morto sul colpo e Daniel ha avuto, come dire, un'agonia già certificata e già messa agli atti, ed è un elemento che, lo ripeto, se possibile rende questa tragedia ancora più pesante da accettare e ancora più difficile da comprendere. Sono queste alcune delle parole dell'avvocato difensore della famiglia Taffa, Fabiano Filippin, in merito all'esito dell'autopsia eseguita questa mattina sul corpo del 22enne Daniel Taffa. Il giovane, esattamente una settimana fa, perdeva la vita all'STM di Maniago in via Monfalcone durante il turno serale a poche ore dal suo 22esimo compleanno. L'esame autoptico eseguito dai medici legali Lucio Bombeng, incaricato dalla procura, e Antonello Cirnelli, nominato dalla famiglia tramite l'avvocato Filippin, era un passaggio cruciale per chiarire le cause del decesso, ma riservato esiti inattesi. Ho avuto modo di confrontarmi col dottor Cirnelli uscita appunto dall'esame, ma in modo molto breve e informale. E ho potuto, grazie a questo colloquio, capire meglio degli aspetti della dinamica, ma è giusto che sia il pubblico ministero a conoscere per primo questi aspetti. Sicuramente posso dire che fa specie, fa anche male sapere che i corpi sono due e non uno come ipotizzato in un primo momento, che quindi queste schegge, questo, come dire, corpo estraneo appunto non fosse solo uno ma due. Adesso attendiamo la perizia tecnica, ho già individuato un ingegnere che ci assisterà anche in questa delicatissima fase dell'inchiesta e siamo pronti a collaborare con le indagini a 360 gradi. Secondo quanto accertato dai periti, la prima scheggia, penetrata dal dorso, ha causato ferite letali a un polmone, a un rene e al cuore. La seconda scheggia invece ha colpito il giovane a un gluteo, provocando ferite molto profonde, la frattura del bacino e di alcune vertebre, ma non sarebbe stata di per sé mortale. I genitori comprenderete che stanno molto male, sia per la perdita del figlio che non hanno ancora, come dire, potuto riabbracciare
a una settimana dal fatto, sia per questa novità che, ripeto, se possibile rende ancora più pesante una dinamica di una tragedia che non deve mai più ripetersi. Con accusa di omicidio colposo risultano al momento indagate 5 persone, il proprietario della fabbrica, il direttore dello stabilimento, il perito che ha controllato gli impianti, la professionista che ha certificato il corretto funzionamento del macchinario e il responsabile del servizio di prevenzione interna all'azienda. Terminate le operazioni autoptiche si attende nelle prossime ore il nulla osta della procura per fissare le esequie. Andiamo ora in diretta da Conegliano con Cristian Arboit e Nicoletta Rizzetto. C'è stato un maxi blitz dei carabinieri in quella che viene ritenuta una centrale dello spaccio, con i residenti che chiedevano da tempo un intervento delle forze dell'ordine, che hanno monitorato bene la situazione e sono intervenute al momento giusto. Cristian, buongiorno a te. Buongiorno Lina, buongiorno a te e a tutti i telespettatori anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Ci troviamo in via Manin, in un luogo che ieri è stato teatro di un maxi blitz, di un vero e proprio maxi blitz. È stato inferto un duro colpo allo spaccio nella città del Cima. Alla fine, ma poi appunto ti mostrerò il luogo esatto dell'intervento, sono state sequestrate 180 dosi di cocaina, 189 dosi di eroina, poi altre dosi di marijuana e hashish, bilancini di precisione, 47.500 euro in contanti. È stata arrestata una donna 33enne del Ghana, altri soggetti risultano irreperibili. Questo maxi blitz è scattato dopo le proteste, le segnalazioni di un quartiere interno. Abbassiamo per un attimo la telecamera. Con noi c'è una residente che da anni si batte per la sicurezza della zona, che ieri ha assistito a queste operazioni. Signora, la giornata di ieri è stata una giornata molto concitata, ma voi avete anche esultato per certi versi. Sì, certo, abbiamo visto questa retata la mattina e sono poi stati detti che sono state prese delle persone. Siamo felici che si possa estirpare questo, perché ormai era invivibile dappertutto. C'era un andiriviene continuo? Sempre, dalla mattina alle 7 alla sera tardi. Quindi tanta gente che veniva proprio qui per rifornirsi? Sì, assolutamente sì, di qualsiasi ceto sociale. Quindi gente anche del posto, professionisti, di tutto? Di tutto. Quindi non sono passati inosservati. Questo movimento, soprattutto nelle ultime settimane, non è passato inosservato. Sì, ma è da molto tempo, da più di 20 anni. Sì. Quindi speriamo che sia la fine questo. C'è chi dice che ieri qualcuno ha anche esultato dalle finestre. Sì, io non li ho visti, però l'ho sentito anch'io questo, e comunque anche noi abbiamo esultato felicemente, insomma, ecco. Grazie signora, grazie, teniamo sempre bassa la telecamera. Noi andiamo verso questa centrale dello spaccio che si trovava in questa casa, per l'appunto di via Manin, al piano terra. Abbiamo parlato anche con i residenti, gli altri residenti di questa palazzina. Sono soprattutto famiglie ghanesi, nordafricane, che ci hanno detto, e stasera lo sentirete, che con questo giro di spaccio non c'entrano assolutamente nulla. Questa era la zona rossa, possiamo chiamarla così, istituita nella giornata di ieri dai carabinieri, circa una ventina, a supporto dei carabinieri anche l'unità cinofila di Torreglia e il cane del comando della polizia locale del Coneglianese. Quindi una maxi retata. Sindaco, lei dice è stato inferto un colpo letale allo spaccio nella città del Cima, è proprio così? Ma secondo me sì, è stato molto importante. Ringrazio la compagnia dei carabinieri di Conegliano, perché ieri qui c'erano 10 volanti dei carabinieri insieme alla nostra unità cinofila. È stato veramente incredibile l'intervento che è stato fatto, sollecitato da tempo dai residenti, però la cosa bella è stato il lavoro sotterraneo che è stato fatto fino all'intervento
l'intervento di ieri mattina. È una serie di indagini che fatte in silenzio, tra l'altro, ma fatte in maniera scrupolosa, che hanno portato all'arresto, ma soprattutto al sequestro di una quantità molto ingente di cocaina e anche di eroina. Eroina, tanta eroina. Ecco, intanto Sindaco, se mi può seguire, che così mostriamo anche a casa dove avveniva questa attività di spaccio. Siamo quindi in una collaterale di via Manin. Eccolo, quello è il laboratorio che ci è stato segnalato anche dai residenti di questa abitazione. Questa sera, lo ripeto, sentirete anche le loro testimonianze. Quindi tutto avveniva qui dentro. Qui dentro sono stati trovati bilancini di precisione, sono stati trovati i soldi, tanti soldi, 47.500 euro. Insomma, Sindaco. Ma assolutamente siamo soddisfatti di questa operazione. Tra l'altro 2 erano le aree attenzionate in questi anni: il Biscione, dove c'è stato un intervento importante qualche anno fa, e diciamo che da allora la situazione è cambiata totalmente, e questo intervento, che era un intervento molto più complicato, perché, ripeto, fonti di indagine che duravano da mesi, in collaborazione con la polizia locale, con tante riunioni che sono state fatte assieme a tutte le forze dell'ordine, in una sinergia incredibile. E devo dire che questo intervento mirava proprio, come dicevi prima, a estirpare questo tipo di spaccio, che era uno spaccio che dava molto fastidio in una città come la nostra, dove effettivamente questo era l'unico punto dove c'era uno spaccio di questo tipo. Ringraziamo ancora, come ho detto prima, la compagnia dei Carabinieri. Tra l'altro ci sono anche stati 11 persone in più che oggi ci sono nella compagnia, 11 innesti. Questo dimostra oggi come avere più personale possa permettere anche a loro di agire in maniera migliore, e questo dimostra anche un'altra cosa, cioè la capillarità che le forze dell'ordine hanno sul nostro territorio. Un intervento, ripeto, che andava fatto e che hanno fatto con grandissima professionalità. Infatti ieri c'è chi ha applaudito dalle finestre. Lei mi conferma che c'è stato anche questo risvolto? Ma assolutamente sì. Noi tra l'altro avevamo incontrato anche io stesso i residenti, ho chiesto di portare un po' di pazienza, perché questi interventi vanno fatti solo dopo aver fatto uno studio approfondito, in modo da poter colpire al cuore lo spaccio e non solamente magari l'ultimo tassello, che è quello meno importante per bloccare questo tipo di spaccio che non ci piace avere in città. Grazie Sindaco Fabio Chiesa. Allora, la 33enne di origini ghanese arrestata ieri e si trova chiaramente nella casa circondariale, si trova in carcere. 2 soggetti risultano irreperibili, quindi le indagini sono ancora in corso. Chiaramente è stato posto un tassello fondamentale, ma sicuramente ce ne saranno degli altri. Per il momento è tutto da via Manin con Nicoletta Rizzetto. Lina, ti restituisco la linea. Grazie Cristian Arboit e Nicoletta Rizzetto, grazie al sindaco Fabio Chies. Dunque un colpo duro inferto allo spaccio, al mercato della droga nella prima periferia, l'avete visto, di Conegliano. È un tema purtroppo quello dello spaccio degli stupefacenti che attanaglia e assedia addirittura i centri abitati dei capoluoghi principalmente, ma Conegliano è una città piuttosto grande, la seconda città della Marca. E allora anche a Vicenza, dove lo spaccio ha come epicentro Campomarzo, spesso e volentieri, il degrado per il consumo degli stupefacenti si estende in realtà anche ai quartieri, coi cittadini che anche in questo caso chiedono con urgenza misure per contenere il fenomeno prima che dilaghi in maniera incontrollata. Droga e degrado restano in cima alla lista delle priorità da risolvere o quantomeno da contenere, secondo i vicentini. Una emergenza che ha ancora come epicentro il mercato degli stupefacenti in Campomarzo, ma che sembra sia stata stabilizzata grazie anche alla continua pressione esercitata dai controlli delle forze dell'ordine. La conseguenza è che spacciatori e consumatori si stanno sempre più spostando nelle zone e nei quartieri limitrofi. Lo testimoniano le quotidiane e continue segnalazioni dei cittadini, come ad esempio dietro i Giardini Salvi o davanti alla scuola materna Fogazzaro nei pressi di Piazza Matteotti. Un fenomeno che si estende progressivamente in altri quartieri e nuove aree appartate, come ad esempio la migrazione dei tossicodipendenti che dal parco di via Bedeschi si spostano a ridosso del cimitero acattolico di via Fratelli Bandiera. Certo, anche qua nella nostra zona, specialmente nel cimitero qua degli ebrei vicino al mio negozio, molti casi e anche vediamo molta gente girarsi. Anche noi abbiamo avuto dei furti sempre da loro. Le persone che vengono a dormire sul cimitero,
Tempo fa abbiamo visto persone che si drogavano qui davanti alla fermata del tram, quindi è una cosa abbastanza normale, diciamo, purtroppo. Ormai è diventata una cosa normale. C'è qualcuno che dice che bisogna adattarsi, c'è chi invece si indigna e che deve... Assolutamente, bisognerebbe assolutamente fare qualcosa. Ma purtroppo le mie idee sono un po'... non le dico mai, sono un po' estremiste, quindi io non sono d'accordo quasi su niente di quello che succede. No, non credo che bisogna rassegnarsi, però bisogna veramente essere in tanti per poter contrastare il problema. Io ho 89 anni, no? È una tristezza. Non ci manca niente, si stanno rovinando il mondo. È tristezza. Perché guarda, la droga è entrata dappertutto. Anche gente non giovane. Secondo me bisogna fare un intervento, purtroppo. Siamo arrivati al momento che bisogna farlo l'intervento. Non è che dobbiamo sempre dire di no e nasconderci dietro un dito, non vale la pena, non ha senso. Sì, la situazione è talmente grave, ma purtroppo noi non possiamo reagire, dovrebbe il comune o chi di dovere mettersi davanti e fare qualcosa. Non si può più girare neanche per la città. Io abito in centro a Vicenza e purtroppo di sera non si può neanche più uscire. Apriamo una parentesi adesso su un fenomeno di altro tipo, ancora violenze sui campi da calcio del Veneto. L'ultimo episodio domenica con una rissa, pensate, tra genitori durante una partita under 13 tra Clodiense e Cittadella, con il presidente della FIGC di Padova che ha scritto una lettera. Allora ci colleghiamo in diretta con Valentina Visentini e Cristian Roque Allende per i dettagli di questa vicenda, l'ennesima purtroppo. Proprio così, l'ennesimo brutto episodio di violenza nei campi da calcio, questa volta appunto i genitori che si sono insultati e poi sono passati anche le mani mentre i loro ragazzi stavano giocando una partita under 13 tra l'Unione Clodiense e il Cittadella nel campo del Sant'Anna a Chioggia. Prima gli insulti tra gli avversari e poi i padroni di casa e poi insomma sono venuti anche le mani con calci e pugni, tant'è che alla fine la partita è stata sospesa. Ma questo purtroppo è uno dei tanti episodi che abbiamo raccontato anche nei nostri telegiornali nell'ultimo periodo. Abbiamo iniziato qualche mese fa con gli insulti razzisti nel campo del Real Padova e poi testate agli arbitri, offese alle arbitri donne. Insomma è un continuo purtroppo che raccontiamo soprattutto ad inizio settimana dopo il bollettino delle partite domenicali. Qui con me c'è Claudio Pittarello, presidente della FIGC di Padova, che ha detto basta e l'ha scritto chiaro e tondo in questa lettera che ha inviato alle società, ai ragazzi e anche alle famiglie, perché insomma è giusto rivolgere un messaggio anche a loro. Sì, buongiorno a tutti. Ho scritto questa lettera con il cuore, l'ho scritta per dare un messaggio incisivo verso i genitori, gli arbitri e i dirigenti e anche gli atleti, perché ho detto basta perché ogni weekend siamo sommersi di queste problematiche che da una parte io ci sto male, soffro, ma voglio che il calcio sia un calcio sano e pulito. Ecco, purtroppo non sono solo i ragazzi, come abbiamo visto anche nell'ultimo episodio, sono gli stessi genitori che dagli spalti inviano le offese o agli avversari o anche agli arbitri. È un messaggio che vorrei dare chiaro ai genitori. Cari genitori, cercate di aiutare i propri figli e i ragazzi, cercate di incentivarli, devono capire che devono accettare la sconfitta ma anche la vittoria. Non dobbiamo mettere fuoco a queste critiche. I valori dello sport sono altri, quelli che vanno divulgati. I valori dello sport sono ben altri, perché il gioco del calcio è un gioco che io ho sempre ritenuto bello e tuttora è bello, però dobbiamo rispettare, dobbiamo avere rispetto per l'avversario, rispetto per le persone, ma soprattutto dare un valore a questo gioco del calcio.
Grazie mille allora Presidente, speriamo che la sua lettera e le sue parole vengano recepite e raccolte da tutte le società sportive, e con questo messaggio restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin e Cristian Roque Allende, grazie al Presidente appunto per questo messaggio. Si dice spesso, no, che i genitori devono essere da esempio per i ragazzi, e poi purtroppo ci si lamenta del cattivo comportamento proprio dei minorenni. A Spinea c'è stato, siamo nel veneziano, un altro episodio grave con un pestaggio tra ragazzini avvenuto per strada, tanto da bloccare la strada via Roma, e sono dovuti intervenire i commercianti per rimettere pace. C'è sul posto per noi Anna Maria Parisi con Sandro Ponchio. Buongiorno Anna Maria, a te la linea. Buongiorno Lina, clima esasperatissimo ed esacerbato qui a Spinea, con i commercianti sempre più sul piede di guerra, perché dicono non ce la facciamo più a sedare e a questi episodi di aggressione tra baby gang e tra minorenni. Il pestaggio tra la coppia di ragazzini, entrambi minorenni, avvenuto qui a Spinea in via Roma, con le macchine che si sono ritrovate i ragazzini in mezzo alla strada. Il fatto intorno poco dopo le 14 ieri pomeriggio. A sedare questa violentissima rissa alcuni dei commercianti di via Roma, che poi diventa piazza Mazzini al civico 36, cioè alle nostre spalle. Ad intervenire in particolare uno dei gestori dell'ortopedia e sanitaria, che dice: se non fossimo intervenuti i ragazzini potevano anche finire gravemente in ospedale. Sono stati loro, i commercianti, poi a chiedere l'aiuto e a chiamare l'intervento dei carabinieri del 112, che appunto sul posto hanno preso e fermato i due minorenni, uno dei quali già seguito dai servizi sociali. Poco distante, dall'altra parte della strada, meno di un mese fa, l'altro gravissimo episodio con le bulle che hanno picchiato selvaggiamente una coetanea, una compagna di scuola, strattonandola per i capelli fino addirittura a tenere in mano come trofeo una ciocca dei capelli della ragazzina. Sulla questione il sindaco interviene, ma sminuisce un po' gli episodi dicendo si tratta di episodi non frequenti, sebbene invece la gente, la comunità con i commercianti dicono esattamente l'opposto. Da Spinea è tutto, la linea torna a te, a San Biagio, Lina. Grazie ad Anna Maria Parisi e Sandro Ponchio. E allora di questo tema si è parlato molto in queste ore. Ripartiamo da quanto ha detto ieri in commissione Segre, dove era in audizione il ministro della giustizia, il trevigiano Carlo Nordio. Bullismo, atti di violenza, reati legati alla delinquenza minorile e giovanile, ha detto, sono aumentati, e ha portato l'esempio di Treviso, addirittura del 400%. Questo l'ha detto in un giorno, quello di ieri, in cui tra l'altro le forze dell'ordine hanno messo in campo una maxi operazione antidroga nella zona della stazione di Treviso, che era in predicato di diventare zona rossa. Sentiamo. Grazie. In audizione in commissione Segre, il ministro della giustizia Carlo Nordio torna a parlare di Treviso e lancia l'allarme baby criminalità. A differenza di 2 mesi fa, quando definì il capoluogo della Marca una città in cui i cittadini hanno paura a passeggiare in centro il sabato pomeriggio, il guardasigilli descrive Treviso come molto tranquilla, ma cita una crescita preoccupante di reati commessi da giovanissimi. Sono, dice, quadruplicati. Nella mia Treviso, che era una delle città più tranquille del mondo, in quest'ultimo anno sono schizzati esponenzialmente, cioè sono aumentati del 400% quei piccoli reati, piccoli antipatici reati di bullismo, di vandalismo, di baby gang, eccetera. Non solo, sono aumentati qualitativamente. Queste sono cose che ci esplodono in mano. Sarà interessante studiare
capire perché e per come queste cose avvengono. Queste le parole del ministro di fronte alla commissione che monitora temi caldi come intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio. Ragazzi, spesso minorenni, che arrivano a uccidere, come in via Castelmenardo, dice Nordio. Dito puntato nuovamente su Treviso, il sindaco Mario Conte incassa e abbozza, ma più che sul problema si concentra su quello che si sta facendo per contrastarlo. Mi riservo comunque di verificare anche i numeri che sono stati snocciolati per capire se Treviso è più o meno in linea con la media nazionale. Di sicuro però l'impegno che qui la comunità e le istituzioni ci stanno mettendo per affrontare il tema del disagio giovanile è totale, tant'è che sono appena rientrato da una maxi operazione dei carabinieri di prevenzione e di controllo antidroga proprio nel quadrante della stazione. Le forze dell'ordine hanno infatti messo in campo un vasto dispositivo antidroga nella zona dei giardini pubblici davanti allo scalo ferroviario e alle fermate degli autobus della MOM. A coordinare l'intervento i carabinieri, che hanno impiegato non solo i cani ma anche un elicottero del 14° nucleo di Belluno. Identificati 75 soggetti, tra cui 24 minorenni, sequestrati una ventina di grammi di stupefacente tra hashish, cocaina, eroina e marijuana. In 18 sono stati segnalati come assuntori alla prefettura e in arrivo ci sono anche dei DASPO. Proprio grazie a dispositivi di sicurezza come questo, Treviso rimane sul podio delle città più sicure d'Italia, ribadisce il sindaco. Questo non significa che dobbiamo abbassare la guardia, significa che dobbiamo lavorare da un punto di vista repressivo come abbiamo fatto oggi, ma anche da un punto di vista di prevenzione con percorsi scolastici importanti. Chiedo ancora una volta aiuto al Ministro, perché molte volte mancano gli strumenti normativi per completare il cerchio dell'azione da parte delle forze dell'ordine. Nel frattempo, purtroppo, episodi di eccessiva esuberanza, se non addirittura di reati, che vedono protagonisti ragazzi molto giovani continuano a verificarsi. In centro a Mogliano Veneto, una baby gang scatenata che, dopo aver ripetutamente rubato alcolici da un bar, ha aggredito una pattuglia di carabinieri con un 16enne che è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale ed è già stato rilasciato. Non solo insulti e minacce, ma anche tentativi di colpire i carabinieri con schiaffi e calci, perché nemmeno l'intervento delle forze dell'ordine è riuscito a calmare l'aggressività con cui un gruppo di giovanissimi ha movimentato la tarda serata di sabato in piazza Duca d'Aosta a Mogliano. Una serata finita con l'arresto di un 16enne, già noto alle forze dell'ordine e successivamente rimesso in libertà, e la denuncia di un 19enne, entrambi per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I carabinieri erano intervenuti su richiesta del bar Aurora, messo a soqquadro da diversi raid di una mezza dozzina di giovani con ripetuti furti di alcolici. Durante l'identificazione diciamo che anche a causa dell'abuso di alcol c'è stata una reazione scomposta dei giovani che hanno aggredito i carabinieri, tanto da dover richiedere dei rinforzi per poi riportare un po' la calma e la tranquillità. L'arrivo di rinforzi ai carabinieri è stato necessario anche perché rinforzi erano arrivati anche ai due fermati che in evidente stato d'ebbrezza minacciavano, insultavano e cercavano di colpire i militari. Alcuni di questi giovani che poi con l'intervento dell'ulteriore pattuglia si sono dileguati hanno cercato di sottrarre all'identificazione dei carabinieri uno dei presunti responsabili, il minore, e un altro che è un maggiorenne di 19 anni che ha cercato invece di spalleggiare il minore che ha aggredito appunto i carabinieri. 3 carabinieri hanno riportato lievi contusioni per le quali si sono resi necessari accertamenti sanitari all'ospedale di Treviso. I tempi sono cambiate tante cose e forse tante altre non si sono adeguate ai tempi cambiati, ma per questo non vuol dire che la città sia cambiata, non sia sicura o non sia... dire che alcuni ragazzi non si comportano più tanto bene e non ci sono quei metodi di prevenzione o di repressione che ci vorrebbero. Ma i metodi di repressione, quelli abbiamo deciso qualche anno fa che non andavano bene, per cui sono stati eliminati. Se non siamo più d'accordo su questo, chi ha deciso a suo tempo che bisognava cambiare le regole del gioco deve ricambiarle di nuovo. Il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Alberto Villanova, ha definito un pugno nello stomaco la notizia dei giovani rimessi in libertà dopo aver aggredito i carabinieri. Le grandi città del nord Europa, ha detto, sono già da anni ostaggio di bande criminali di giovani e reietti. Qualcuno vuole quel modello di società? Io no. Basta sconti, basta tolleranza.
Questo dunque accade a Mogliano, ma altri centri cittadini con dimensioni poco più grandi come Bassano del Grappa devono fare i conti con droga e risse tra giovani. Parliamo della zona del centro studi, controlli a tappeto ci sono stati proprio nelle ore scorse da parte delle forze dell'ordine che salgono su 10 bus col cane antidroga. Provate a sentire, poi c'è anche il commento del sindaco. Dopo i frequenti episodi di spaccio e risse fra giovanissimi nel centro studi di Bassano del Grappa, tornano in strada i pattuglioni interforze. Nella mattinata 6 pattuglie del commissariato e 2 della polizia locale hanno effettuato controlli a tappeto fra parchi e bar della zona, salendo anche con il cane antidroga in 10 bus carichi di studenti in arrivo in città. Sono stati inoltre controllati 20 ragazzi che bighellonavano attorno alle scuole in orario di lezione, 10 di loro erano minorenni. Nelle stesse ore il sindaco Nicola Finco ha incontrato i presidi degli istituti superiori cittadini e il comandante della polizia locale Giovanni Favaretto per fare il punto della situazione. Quello che ci hanno chiesto i presidi è di continuare questa linea anche in tarda mattinata, quindi durante gli orari di uscita, e poi ci hanno chiesto come amministrazione di implementare tutto il servizio di videosorveglianza, e su questo ci siamo presi un impegno ben preciso con una sola finalità, che non è quella di fare repressione ma prevenzione. Finco annuncia un approfondimento delle tematiche legate ai giovani con più assessorati, quindi con il coinvolgimento di politiche giovanili e di maggiori informazioni per i ragazzi, sempre con un occhio di riguardo verso l'azione delle forze dell'ordine. Continueremo una seria e dura battaglia, che è una battaglia di giustizia, di legalità, ma soprattutto di prevenzione, perché i ragazzi oggi purtroppo sono pochi, abbiamo pochi nati, abbiamo pochi ragazzi, e quindi sono veramente un qualcosa di prezioso che dobbiamo tutelare e accompagnare nel loro percorso di crescita. Ecco, forse bisogna anche far capire ai ragazzi che le divise non sono nemici, tutt'altro. No, assolutamente, mi dispiace che qualche consigliere di minoranza nei giorni scorsi abbia attaccato proprio sia l'amministrazione che le forze dell'ordine per le iniziative che abbiamo messo in campo, però questa mattina i dirigenti scolastici ci hanno detto grazie per quello che è stato fatto, perché la situazione è tornata alla tranquillità, però ovviamente chiedono che questa iniziativa venga portata avanti. Il sindaco lancia infine un appello per i giovani. La vita è importante, la convivenza soprattutto anche tra ragazzi è fondamentale, quindi no alla violenza, ma no soprattutto all'uso di sostanze stupefacenti. Andiamo a Padova perché ci sono altri 2 episodi gravi. Un 16enne tunisino arrestato dalla polizia, scoperto mentre nascondeva della droga nella cassetta delle lettere. Una tecnica criminale che il padre stava insegnando al figlio. È stato scoperto così un 16enne di nazionalità tunisina arrestato dalla polizia nel quartiere di Ponte di Brenta a Padova. Il ragazzo, che era arrivato in bici, stava entrando in un condominio di via Nanni dopo aver nascosto sotto la cassetta della posta 2 piccole scatole di colore scuro attaccate con delle calamite. Dentro c'erano 4 dosi di eroina per un totale di 21 grammi. Un modus operandi di famiglia, dato che gli agenti della squadra mobile già avevano arrestato in 2 diverse occasioni il padre del ragazzo, bloccato in città con più di 2 etti di droga nascosta nello stesso modo in piccole scatole con chiusura a calamita. Dopo l'arresto, il 16enne è stato portato in carcere a Treviso. Nei giorni scorsi la polizia ha compiuto altri 3 fermi. Un tunisino è stato bloccato in via Po dopo che aveva tentato la fuga e grazie all'aiuto di un cittadino. Un 35enne, sempre tunisino, in via Ponte Vigo d'Arzere con carte di credito rubate. Un 27enne gambiano regolare in Italia è stato fermato in via Tommaseo con un panetto di droga. Quest'ultimo era stato arrestato già 3 volte da gennaio. Nei suoi confronti il questore ha attivato l'ufficio immigrazione per l'avvio della revoca del permesso di soggiorno. E restiamo a Padova perché sono stati arrestati in stazione dai carabinieri 3 minorenni che stavano picchiando avevano picchiato un rider che stava effettuando una consegna. Lo avevano chiamato per farsi recapitare dei panini e poi lo hanno accerchiato e picchiato perché non volevano pagare la consegna. Ancora una volta sono 3 minori violenti, protagonisti di un cruento pestaggio ad un rider avvenuto in zona stazione a Padova. Il fattorino, un 33enne pakistano, doveva consegnare il cibo in via Foscolo vicino alla stazione. Ad attenderlo però 2 quindicenni e un 16enne d'origine romena e marocchina residenti nel Padovano e del Veneziano che non lo volevano pagare. Il rider si rifiuta
così di consegnare i panini e 2 ragazzi lo bloccano mentre il terzo complice cerca di prendere la merce dal termozaino. Alcuni rider di passaggio vedono la scena e soccorrono il collega mentre i 3 aggressori scappano. Sul posto i carabinieri che grazie alla descrizione individuano in piazzale Stazione i minorenni. Mi sento di dire che non siamo più nel settore nel campo della devianza minorile, bensì della criminalità minorile vera e propria. Si tratta purtroppo di un gruppo di ragazzi che hanno perso i contatti con la famiglia, quindi hanno perso il riferimento educativo e affettivo della famiglia, rifiutano anche l'assistenza che viene fornita loro dai centri di accoglienza dei minori dove sono ospitati e purtroppo vivono la giornata, vivono anche per strada e commettono reati per soddisfare anche i bisogni della vita quotidiana, purtroppo in maniera, come è successo in occasione del rider, efferata. I 3 sono stati arrestati, il 16enne aveva anche un documento rubato, mentre i 2 quindicenni sono sospettati di un'altra rapina fatta con un terzo complice lo scorso 11 marzo alla fermata dell'autobus della stazione di Padova, dove hanno aggredito un coetaneo con lo spray urticante. Nel 2024 rispetto al 2023 abbiamo registrato un incremento della delinquenza minorile. Sono dati questi allarmanti che ovviamente richiamano un po' l'attenzione di tutte quante le forze di polizia su questo fenomeno ed è per questo che abbiamo disposto dei servizi mirati. Durante questo anno abbiamo registrato casi frequenti, ripeto, sia a Padova che nel resto della provincia, li stiamo monitorando attentamente. In un mese e mezzo sono stati numerosi i minori arrestati o denunciati per aggressioni, rapine o vandalismi dai carabinieri. L'11 febbraio 5 quindicenni sono stati denunciati per essersi intrufolati nella scuola di Bovolenta danneggiando aule e mandando mail pornografiche. Un 17enne invece è stato arrestato per spaccio in zona Forcellini a Padova. Il 19 marzo 9 minorenni sono stati denunciati per numerose aggressioni a coetanei avvenuti a Piove di Sacco. I carabinieri di Mestrino invece hanno arrestato 3 minori per aver rapinato un 18enne alla fermata dell'autobus di Servazzano. Prima di fermarci per qualche istante di pubblicità andiamo sul homepage del Corriere del Veneto per un aggiornamento sul mortale sul lavoro che si è verificato questa mattina in provincia di Verona, un principio di incendio alla Anodal di un macchinario con un operaio di circa 50 anni, lo vedete, originario a quanto pare del Mantovano, morto folgorato da una scarica elettrica e trovato senza vita ai piedi del macchinario. Pareva, come detto all'inizio di questa nostra diretta, che si trattasse di una morte per schiacciamento e invece l'uomo è rimasto folgorato. E poi da segnalare anche la notizia della morte di Enrico Moretti, imprenditore degli arredi di lusso di 51 anni, titolare della Moretti Interiors di Sedico nel Bellunese, che ha tamponato con l'auto un tir in Piemonte, in provincia di Alessandria, una splendida persona e un grande imprenditore, lo ricorda chi lo conosceva e lavorava con lui. In regia oggi Alessandro Granziera, Mattia Pizzaia, noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torneremo proprio per parlare del tema sempre purtroppo caldissimo della sicurezza stradale. Ritorniamo in diretta da studio con la nostra prima edizione di oggi, ben trovati. Allora parliamo di incidenti sulle strade, andiamo a Creazzo, provincia di Vicenza, perché il Comune ha deciso di dedicare un piccolo spazio in memoria di Lea Stevanovic, la bimba di appena 10 anni, lo ricorderete, travolta e uccisa da un automobilista risultato poi in stato di ebbrezza. Non si è spento il clamore per questa grave tragedia che si è verificata il 19 febbraio. Lea morì dopo 3 giorni di agonia. Il sindaco Carmela Maresca ha voluto dedicare una parte di un piccolo giardino per ospitare fiori e piccoli oggetti che le persone continuano a portare sul luogo dell'incidente. Per noi sono andati lì Daniele Garbin e Simone Squarcina. Siamo a Creazzo in Viale Italia, come il sindaco Carmela Maresca. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei, buongiorno. Oggi è una giornata importante, abbiamo deciso di comunicare qualcosa che riguarda un tragico episodio che è avvenuto proprio qui, dalla parte opposta della strada, la morte di Lea Stevanovic, la bimba di 10 anni che è stata investita il 16 febbraio scorso e che dopo 3 giorni di agonia è morta all'ospedale. Insomma, un caso che ha unito 2 comunità, questa è Altavilla
nulla, e in questo momento avete anche deciso, che è talmente stato forte e importante, che avete deciso di voler lasciare un segno. Di che cosa si tratta? Qual è l'iniziativa? Sì, un segno tangibile. L'iniziativa è stata concordata con la famiglia della piccola Lea e con l'ufficio tecnico. Siamo usciti in sopralluogo la settimana scorsa per individuare un posto pubblico dove poter mettere la foto della bambina come desiderano i suoi genitori, allegando anche una poesia scritta dalla bambina. Essendo un luogo pubblico, tutti i cittadini possono deporre quello che desidera il cuore, un peluche, un fiorellino, e come posto è stato proprio individuato questo di fronte a dove è accaduto l'incidente. Abbiamo visto proprio ancora adesso che ci sono peluche, fotografie, omaggi, degli stessi anche compagni di scuola di lei. Sì, c'è stata una grande solidarietà. Guardi, questi sono momenti veramente di forte dolore. La perdita di un figlio è un dolore che non si può assolutamente cancellare, e quindi la comunità di Creazzo ha dimostrato molta vicinanza alla famiglia. Ognuno l'ha fatto proprio a modo suo, però c'è stata una grande sensibilità e un grande rispetto per la dignità di due genitori meravigliosi, veramente meravigliosi. Da quando è che verrà inaugurato? Avete già un'idea dei tempi? Allora, per i tempi, ieri in giunta abbiamo portato la discussione, perché è stata prima messa al protocollo, poi portata alla discussione in giunta. Ora deve uscire l'ufficio tecnico, fare le dovute valutazioni, ma c'è grande disponibilità, quindi al più presto possibile. Una data certa non gliela so dire, ma nel giro di breve verrà spostato il cestino dalla parte opposta, proprio per dare spazio, e dobbiamo anche aspettare che i genitori ci consegnino la foto, la targa della bambina. Prima di concludere, qual è il segnale, qual è come dire, il vostro monito, l'obiettivo di questa testimonianza? Allora, innanzitutto, come ho detto anche in tante assemblee pubbliche, raccomandiamo ai cittadini, va bene, il rispetto della sicurezza quando si è sulla strada, anche se non è stato un problema di velocità, ma di altra natura, e sappiamo benissimo, e non mi ripeto, però io dico, quando siamo sulla macchina evitiamo i cellulari, evitiamo le distrazioni che possono poi mettere a repentaglio la vita di una persona. La comunità di Creazzo si stringe intorno ai genitori, perché in questo momento più passano i giorni e più i genitori hanno bisogno di supporto psicologico. Andiamo a Schio adesso, dove c'è stato un davvero incredibile incidente. Durante lo scarico del materiale un furgone è precipitato nella fossa di conferimento del termovalorizzatore, con l'autista che è rimasto ferito. Incidente avvenuto all'impianto di termovalorizzazione a Schio per un furgone precipitato nella fossa di scarico del materiale profonda oltre 5 metri durante le operazioni di conferimento. Ferito l'autista, intervenuti i vigili del fuoco che si sono calati nella buca e utilizzando cesoie e divaricatori hanno estratto il conducente dall'abitacolo del mezzo ribaltato. L'uomo, sempre cosciente, è stato adagiato su una barella e sollevato fino al livello del pavimento con l'utilizzo dell'autoscala. Il ferito è stato stabilizzato dal personale sanitario del SUEM e successivamente è trasportato in ospedale. Sul posto il personale dello Spisal e la polizia locale. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 9:30. A Bassano invece è caccia di fatto al proprietario di un'auto, una Mercedes finita a ruote all'aria. Dopo l'incidente è di fatto sparito e si sta cercando appunto a chi appartenga la vettura.
I carabinieri di Bassano stanno cercando di risalire agli occupanti di una Mercedes GLA spariti dopo che l'auto è finita rovesciata in mezzo alla strada in via Colbacchini in quartiere Angarano. Da capire le cause dell'incidente non si esclude l'alta velocità in un tratto della strada a senso unico di marcia. Ad allertare i vigili del fuoco i residenti svegliati poco dopo l'1 di notte da un botto tremendo. Quando i soccorsi sono giunti sul posto non c'era però anima viva, segno questo che fa presupporre che nessuno sia rimasto ferito, ma è tutto da accertare. I pompieri hanno messo in sicurezza e fatto rimuovere il mezzo in attesa che i militari individuino il proprietario. E c'è stato un grave incidente stradale la scorsa notte a San Martino di Lupari, in via Campo San Piero. Erano le 4 quando un'auto è finita fuori strada dopo che il conducente aveva perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un palo dell'illuminazione e il muretto di un'abitazione. Il ventenne di Santa Giustina in Colle alla guida del veicolo è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco e trasportato in prognosi riservata all'ospedale di Padova. Quindi davvero una cronaca sempre purtroppo troppo abbondante dalle strade, come abbiamo sentito. Ora torniamo invece su un fatto che ha destato grosso clamore in queste ore, l'attacco vandalico contro la sede del sindacato UIL a Vicenza, scritte Novax trovate sulle vetrate degli uffici appunto del sindacato. Blitz vandalico, obiettivo la sede della UIL di Vicenza, imbrattata con vernice rossa. L'attacco viene sferrato durante la notte. Ecco le immagini che documentano come sono state trovate le vetrate degli uffici del sindacato. La UIL del Veneto non si fa intimidire da nessuno e noi vogliamo aprire tutti alla discussione, ma questo non è assolutamente il modo e il metodo per fare le cose. Siamo indignati perché hanno colpito la casa della democrazia, hanno colpito la casa dei lavoratori e delle lavoratrici. Dura condanna di Roberto Toigo, segretario generale della UIL Veneto. Le scritte con vernice rossa e i simboli Novax sono stati immediatamente denunciati. Gli investigatori della questura sono arrivati in via Quasimodo, hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per individuare i responsabili. Sì, ci sono le indagini, questa mattina è intervenuta la polizia, è intervenuta la Digos, ha fatto dei rilievi e sono al vaglio appunto le riprese delle telecamere e quindi insomma speriamo che chi ha compiuto questo gesto paghi le giuste conseguenze. Intanto sono iniziati i lavori di pulizia per rimuovere le scritte. Alle mie spalle vediamo le scritte che questa notte un'ignota ha fatto sulle vetrine del nostro ufficio dei servizi, e se le scritte dicevano traditori, noi ci battiamo del popolo, noi ci battiamo per stipendi più equi, per la sicurezza sul lavoro e perché tutte le persone appunto possano avere una vita dignitosa per il lavoro che fanno in base appunto alle responsabilità che hanno e appunto al lavoro che svolgono. Ora ci spostiamo invece per andare a vedere gli sviluppi del delitto commesso a Trieste, perché è in carcere con l'accusa di omicidio volontario una 58enne triestina arrestata nelle scorse ore dopo il rinvenimento del cadavere dell'89enne Isabella Tregnaghi. La pensionata trovata morta, lo sapete, con la gola tagliata nel suo appartamento nella zona del ghetto Dritti. L'ho uccisa dopo che avevamo litigato, e questa è la confessione resa dalla 58enne triestina Erika Podmenic al procuratore facente funzioni Federico Frezza e ai sostituti Ilaria Iozzi e Andrea Laganga per l'omicidio di Isabella Tregnaghi, l'89enne trovata morta nella sua abitazione di Via delle Beccherie con la gola tagliata. I carabinieri ci hanno messo diverse ore però per rinvenire l'arma del delitto, un coltello, e fare in modo che la squadra della scientifica repertasse ogni elemento con dovizia di particolari, in modo da rendere quanto mai solidi gli elementi di prova in vista del processo. Ecco perché gli addetti delle pompe funebri hanno potuto portare via il cadavere dell'anziana solo attorno alle 23:15, quando l'arresto è stato effettuato alle 14:40. Ma cos'è successo in quell'appartamento? Ormai è chiaro che la Podmenic è stata fatta entrare spontaneamente in casa dalla sua facoltosa vittima. Altrettanto accertato che le due avessero fatto conoscenza da circa un mese, tanto che la donna è stata vista ripetutamente in zona.
zona. La pista d'indagine principale porta alla possibilità che la 58enne avesse tentato di circuire nel tempo l'anziana per derubarla. Stando a quanto filtra Erika, sarebbe già stata messa sotto osservazione per dei furti ai danni di anziani. La presunta assassina, ora in carcere con l'accusa di omicidio volontario, avrebbe però fatto qualche passo falso, al momento non ancora chiaro, una volta entrata nell'abitazione. Da lì è scaturita una colluttazione che ha lasciato i segni di alcune unghiate sul volto della donna, ora in arresto. Dunque la Podmenic avrebbe tentato di strozzare l'anziana con una sciarpa per poi prendere un coltello e tagliarle la gola standole alle spalle. Quindi si sarebbe cambiata gli abiti e preso vestiti e asciugamani sporchi di sangue, caricando tutto sulla sua Panda. Poi, evidentemente per evitare di buttarli nelle vicinanze, si è recata nei pressi del supermercato PAM di Campi Elisi, gettando tutto in un cassonetto. Nel frattempo però la figlia dell'anziana si era collegata da remoto alle telecamere installate nell'appartamento, ha visto la madre esanime ed ha allertato il servizio Televita. La catena dei soccorsi e il tempestivo intervento delle forze dell'ordine ha permesso di identificare in breve la sospettata, tanto che i carabinieri aspettavano già la donna sotto casa in via della Cereria al suo rientro dopo il blitz per disfarsi delle prove. Alla vista dei militari però la 58enne è scappata a bordo della Panda, una fuga durata meno di mezzo chilometro. Al semaforo di via Bramante gli uomini dell'Arma l'hanno accerchiata ed arrestata. E hanno fatto uscire una signora da questa Panda, diciamo bianca, una signora alta, con i capelli a caschetto, mi pare neri, l'hanno ammanettata e l'hanno portata via con le macchine, con le volanti, insomma. Avete sentito dunque, adesso andiamo ad ascoltare la testimonianza di una signora che lavora in zona ghetto, testimone che ha raccontato di aver visto la presunta assassina aggirarsi nella via e appostarsi proprio davanti alla palazzina dove abitava la vittima. Quindi questa donna col caschetto nero che si aggirava per questa zona, giusto? Lei l'aveva già notata? Sì, sì. Un paio di giorni fa era seduta sul muretto di fronte al portone, che c'è la finestra con il... E ogni tanto in Piazza della Borsa qua dietro comunque si aggirava un po' dappertutto. Ecco la conferma che la donna si aggirava sul luogo da tempo. È stata vista in più occasioni a passeggio per il ghetto. La presunta assassina dell'89enne di Via delle Beccherie non era quindi un volto sconosciuto nella zona. Non solo, secondo la testimonianza della signora ai nostri microfoni, che lavora nel ghetto e frequenta la zona ogni giorno, Erika Podmenic si sedeva sullo scalino di fronte all'ingresso della palazzina dove abitava Isabella Tregnaghi, come per voler incrociare la vittima, attaccare bottone, parlare con l'89enne, guadagnare la sua fiducia. L'ha subito riconosciuta? Sì, si notava. Da quanto tempo questa persona girava più o meno in zona? Ma qua l'ho vista da circa un mesetto. Vedeva girarsi come se stesse studiando la zona, seduta, appostata, tranquilla proprio. E dopo si prendeva, andava verso di là, Piazza Unità, Piazza... Una signora riconoscibilissima, quindi? Sì, anche per il look e tutto quanto, perché era appariscente come persona, si notava abbastanza. Viso chiaro, capelli a caschetto neri? Si notava abbastanza, occhi chiari, si nota, ma proprio il look che aveva. Lei abita in zona, visto che la vedeva ogni tanto qua? Ma lavoro qua in zona. Cosa pensa di questa storia? Che idea si è fatta di quello che è successo? Qualche problema di soldi, voleva probabile. La signora conosceva Isabella, ci parlava, anche lei è rimasta sconvolta dalla notizia della morte dell'89enne. L'unica cosa, la signora posso dire, perché tante volte ci salutavamo, parlavamo, una persona ottima, rispettabilissima, gentile, una vera signora. Sempre col sorriso, una persona proprio ottima. Torniamo a Padova adesso perché si sono chiuse le indagini sull'ex prefetto Francesco Messina, indagato per peculato, chiesto il rinvio a giudizio. L'udienza è fissata per il 19 di giugno.
L'auto di servizi utilizzata per interessi personali per essere accompagnato dal sarto di fiducia o a vedere il Gran Premio. Sono una quarantina gli episodi contestati all'ex prefetto di Padova Francesco Messina, che ha lasciato la città del Santo subito dopo l'avvio dell'inchiesta lo scorso settembre. La procura di Padova ha chiuso le indagini e ha chiesto al giudice il rinvio a giudizio per peculato continuato. L'udienza preliminare è stata fissata per il 19 giugno. A questo si aggiunge anche la segnalazione alla Procura della Corte dei Conti del Veneto ipotizzando un danno erariale per varie migliaia di euro. Da luglio 2023 a settembre 2024 sono stati una quarantina i casi di un uso illegittimo per interessi personali della macchina di servizio degli autisti chiamati anche quando erano in riposo, spese ovviamente a carico del Ministero dell'Interno per costi di carburante, pedaggio autostradale, indennità ordinarie e straordinarie degli autisti. Nelle carte della procura anche acquisti nei supermercati fatti fare alla sua segretaria. Ad agosto 2023, mentre il prefetto Messina era in ferie, avrebbe inoltre fatto arrivare a Milano 2 autisti con l'auto di servizio per prendere la vettura privata da portare in una concessionaria di Padova per fare una manutenzione. A lavoro concluso, i 2 autisti poi hanno riportato l'auto personale all'ex prefetto a Milano, rientrando nella città veneta. A settembre, mentre Messina si trovava ancora in ferie, inoltre si sarebbe fatto venire a prendere a Milano con l'auto di servizio da un autista, fatto rientrare dal riposo settimanale per essere accompagnato a Monza a vedere il Gran Premio, mettendo nelle note spese anche il pranzo. A dicembre 2023, mentre era a Roma per un incontro dei prefetti con il Papa, Messina poi si sarebbe fatto portare nel Casertano dal suo sarto di fiducia per commissionargli un abito per poi rientrare a Padova. Queste dunque le contestazioni, vedremo poi l'esito dell'udienza a giugno. Allora, voltiamo pagina, abbiamo detto 2 aprile, giorno dei dazi americani, dovremo stare a vedere come l'amministrazione americana deciderà di applicarli. Un clima di incertezza che fa crescere naturalmente la preoccupazione delle imprese che guardano ad altri mercati sperando in una marcia indietro del governo Trump. Prima ancora che vengano applicati, i dazi scuotono già i mercati europei. Dopo il lunedì nero delle borse, i timori delle imprese sono legati soprattutto al clima di incertezza intorno alle possibili ricadute che potrebbero esserci per le decisioni del governo americano. Una cosa è chiara a tutti, il mercato a stelle e strisce vale 7,3 miliardi, il secondo dopo quello tedesco e francese. Dal 2019 ad oggi per il Veneto è cresciuto quasi del 30% l'export verso gli Stati Uniti. Per questo sono temi che in qualche modo ci preoccupano. Al momento i dazi annunciati riguardano l'automotive, le importazioni di acciaio e alluminio, gli alcolici, ma il vicepresidente vicario della Camera di Commercio di Venezia e Rovigo mette in guardia non solo sugli effetti diretti delle tassazioni, ma anche su quelli indiretti in seguito alla loro applicazione ad altri paesi o a determinati prodotti. È evidente che avendo noi un interscambio commerciale molto importante con la Germania, qualunque azione che vada a colpire la Germania ovviamente si ripercuote sull'Italia. Secondo aspetto non secondario, quando viene colpito l'automotive, non dimentichiamo che l'automotive già di per sé in crisi comunque è un driver. E alla vigilia del Vinitaly le aziende si interrogano su cosa succederà. Basti dire che per il solo prosecco per le 3 denominazioni il mercato USA corrisponde a oltre 150 milioni di bottiglie, pari circa al 25% dell'export totale. Siamo molto preoccupati, spiegano Stefano Bottega, presidente del gruppo vinicolo di Confindustria Veneto Est, e lo sono anche i clienti americani. I ristoratori non hanno più bottiglie e si trovano ad un costo molto alto. Ne sarebbe colpita tutta la filiera italiana e venete, ma va considerato anche l'impatto negli Stati Uniti. Sono a rischio molti posti di lavoro nella distribuzione, nella vendita e nella ristorazione. Aspetto, quello delle ricadute dei dazi sull'economia americana, che evidenzia anche la presidente Carrone, che spera in una riflessione del governo statunitense. Di certo, dice, la soluzione non può essere il muro contro muro e come Gabbatto porta l'attenzione sulla ricerca di nuovi mercati e sulla capacità di resilienza delle imprese. L'America rappresenta quasi il 25% del PIL mondiale, la Cina circa il 16%, l'Europa complessivamente circa il 14-15%. Quindi comunque vadano cercati anche altri mercati, non è sostituibile il mercato americano, vale un quarto del mercato mondiale. La domanda che io mi faccio è cosa possono fare le nostre imprese? Sicuramente ampliare il raggio d'azione e quindi guardare
guardare ad altri mercati, oltre a quello americano, e le nostre imprese hanno iniziato a farlo anche ben prima dei dazi. Io confido molto sulla grande capacità di reazione delle nostre imprese e quindi la capacità poi di adattarsi anche a nuovi mercati. Così dunque la Presidente degli Industriali. Velocemente sull'home page del Corriere della Sera, perché c'è anche un orario per l'annuncio di Donald Trump, alle 22 si capirà come intenda attuare questi dazi, questi nuovi vincoli, queste restrizioni e con la Premier Meloni, scrive il Corriere, che vedrà Vance, per cui vedremo se la strategia italiana per cercare di ammorbidire queste nuove imposizioni che rischiano, l'abbiamo sentito, davvero di costituire una stangata per le imprese e le attività di casa nostra funzioneranno. Non c'è solo il mondo delle imprese che naturalmente esprime preoccupazione sulle conseguenze dei dazi americani. La politica invoca dall'Europa, oltre che dal governo, una risposta a difesa della nostra economia. I dazi rischiano di essere il terzo cigno nero dopo ovviamente il Covid, la guerra e adesso questa novità dei dazi. Siamo molto preoccupati, i dazi non portano mai bene, lo dimostra la storia dei dazi, soprattutto in un mercato globale come questo. L'export veneto verso gli Stati Uniti vale quasi 8 miliardi. I dazi rischiano di colpire diversi settori della nostra economia, dall'occhialeria al mobile. Ricorda Zaia che auspica poi una risposta dell'Europa che possa affrontare il problema non in ordine sparso, ma in modo serio e compatto. Non possiamo considerare gli Stati Uniti dei nemici, dobbiamo dialogare con gli Stati Uniti e si investa piuttosto in una formazione di un vero e proprio asse tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti, ma i dazi non ce li possiamo permettere. Alle considerazioni del presidente Zaia replica il segretario Dem Martella. I dazi di Trump, dice, rischiano di avere conseguenze devastanti per l'economia e le imprese venete. Oggi se ne accorge anche Zaia, dopo che lui e tutta la sua maggioranza hanno fatto il tifo per Trump. Noi da tempo diciamo che è necessario un intervento per difendere le nostre imprese, per difendere il nostro export. Questo intervento deve avvenire in sede europea con forza e decisione per impedire questa folle guerra commerciale. Dazi americani, lo avete sentito, che sabato saranno al centro di un incontro tra i dirigenti del Ministero delle Imprese del Made in Italy e gli studenti della marca trevigiana. La scommessa è quella della globalizzazione dei mercati. Chi produce dazi, la storia lo insegna, salvaguardi per un certo momento la tua economia, però non puoi più fermare il mondo globale. Spiegare ai giovani perché l'economia globale ci salverà dai dazi americani. È l'obiettivo di due associazioni del territorio che sabato in provincia hanno organizzato una giornata di contatto tra giovani imprese e istituzioni. Da una parte gli studenti di diversi istituti superiori della città e della provincia, dall'altra imprenditori di successo e componenti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in una sorta di lezione tra economia, promozione e tutela del saper fare italiano, che non si limita alla manifattura e all'agroalimentare. Si parlerà di manifatturiero, ma si parlerà anche di cyber security, si parlerà di tutti questi nuovi lavori che non sono esteri, sono nostri, sono un nostro modo di esprimere l'italianità. Perché il concetto da trasmettere agli studenti, ma in genere a tutti in attesa delle decisioni americane, vuole essere questo. L'azienda italiana, intesa come marchio, primeggia nel mondo e non deve lasciarsi intimorire dal fatto che i dazi possano produrre una contrazione sulla nostra economia. Ma come stanno vivendo i trevigiani questa minaccia economica dei dazi americani? Tanto pessimismo ma anche ironia nelle loro risposte che abbiamo raccolto al mercato di Treviso. Domani ci sono i dazi, saremo più povereti. Ottimo, bene, manca anche quei, ne manca quei per andare alla grande, non so. Diventeremo più poveri? Sempre, è normale, sempre peggio. Comanda euro, fa tutto euro. Mio Don Evodi, avrei piacere che si difendessero qua in Italia. Demo peso o demo meglio? Secondo te? Peso. Mi credo che essere uniti tutti insieme si fa qualche cosa, se no altrimenti non si fa niente. Siamo già poveri. Una bella fregata, in tutti i casi, guarda. E ora, la guerra
tipo all'asilo, lui mi ha dato un pugno e e ora dato che ti mi fa pagare tanta roba, adesso te faccio i dazi, dai. Ma insomma, alla fine saremo tutti più poveri? Mi penso di sì. Speriamo di no però. Poveri siamo e poveri diventiamo sempre di più. Se va avanti così, che tutto aumenta e i stipendi sono sempre quei, e pensione ancora manco, aspetta che non faccio brutte robe. Bisognerà concordare, cercare di trattare, eccetera, eccetera. Penso che la soluzione che sia. Con questi dazi qua ci sono meno soldi per tutti? Sì, e abbiamo paura della guerra e ora definiamola in Italia. È una cosa vergognosa. E quindi cosa bisogna fare? Tirarsi su le maniche come una volta. Ho 71 anni, è ora di finiamola. È ora di finiamola, specialmente i politici. Così dunque la gente che abbiamo incrociato al mercato. Allora ci fermiamo per qualche istante, poi torneremo con l'ospite che si sta collegando, perché oggi 2 aprile non è solo il giorno dei dazi, non è solo l'anniversario ai 20 anni della morte di Papa Giovanni Paolo II, è anche la giornata per la consapevolezza sull'autismo e di questo parleremo. Ritorniamo in diretta, bentrovati. Allora lo dicevamo prima di andare in pubblicità, giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, sindrome di cui si sa molto più rispetto al passato e di cui davvero si sta prendendo consapevolezza. Non è una giornata sola all'anno, naturalmente, quella che dedicano gli operatori di una struttura che si trova una delle tante in realtà sorte nel territorio negli ultimi anni. Siamo ad Altivole, Caleido, è una realtà gestita da una cooperativa. Abbiamo collegato in diretta Alberto Pettenon, che è responsabile educativo. Buongiorno Alberto e ben trovato. Buongiorno a lei e grazie mille per l'invito. Grazie a lei per il collegamento. Allora, partiamo dal valore di questa giornata attraverso gli occhi di chi come lei, come voi, opera in questo ambito ogni giorno. Beh, sicuramente è stata una bella idea quella di istituire una giornata di consapevolezza rispetto alla tematica autismo, perché uno dei concetti fondamentali che anche noi portiamo avanti assieme ad altre realtà nel territorio è quello di sensibilizzare la cittadinanza tutta, perché le persone con autismo hanno bisogno sì di imparare e ad essere abilitati e diventare autonomi, ma è un processo inutile se poi la cittadinanza esterna alle strutture o alle famiglie dei nostri ragazzi non sono preparati ad accoglierli. Quindi conoscere che cos'è l'autismo e sapere quali sono le caratteristiche diventa fondamentale. Senta, noi nei giorni scorsi abbiamo realizzato un servizio per lanciare una delle tante iniziative di sensibilizzazione che ci sono state nel territorio, in cui venivano snocciolati dei dati che chiaramente dicevano che c'è un aumento delle certificazioni di questa sindrome anche nel nostro territorio. È così? Allora confermiamo che i dati sono abbastanza preoccupanti da una parte, dall'altra c'è anche una storia che li descrive, nel senso che fino a poco tempo fa le diagnosi difficilmente venivano emesse perché c'era anche poi la difficoltà di dare una conseguenza alla diagnosi in termini di trattamenti. Ad oggi invece ci sono strutture come la nostra che sono specializzate nell'accogliere la famiglia e quindi la persona con disabilità, quindi anche diventa un po' più facile emettere la diagnosi. La seconda cosa fondamentale è che il comparto medico è molto più preparato e quindi anche più specializzato nel mettere in evidenza quelli che sono da prima i segnali e poi le caratteristiche che confermano quindi la presenza di autismo nel corredo di una persona. L'altro aspetto fondamentale è che fortunatamente in Italia si è avviato anche un processo di screening ai bambini che hanno 1 anno e mezzo, 2, in cui ci sono, grazie ai pediatri preparati, ci sono dei screening per valutare se ci sono già i primi segnali di questa disabilità. Quindi direi che i dati sono in aumento sicuramente, ma perché sono aumentati anche il range e le possibilità di diagnosi.
Nonostante tutto, comunque siamo di fronte a un aumento di casistiche. Oggi si parla di una nascita di una persona con autismo ogni 77 nascite in Italia. Se guardiamo invece in America, questi dati sono notevolmente maggiori, quindi la tendenza è in aumento. Addirittura. E questo, voi che avete a che fare con questo ambito quotidianamente, può essere legato a qualche fattore particolare? Allora, diciamo che il mondo della ricerca sta sempre di più cercando di trovare quelli che sono i fattori. Sicuramente l'autismo ha un corredo genetico, quindi vuol dire che ci sono una molteplicità di fattori. Quello che sta emergendo, ad oggi non è ancora riprova scientifica, è che l'inquinamento generale, quindi per inquinamento intendiamo tutto, dall'acustico, wifi, cibo che mangiamo, tutto, possa comportare a livello genetico delle mutazioni che poi si possono verificare al momento della nascita del bambino. Queste sono un po' le indicazioni attuali, quindi diciamo che possiamo escludere in maniera abbastanza perentoria il discorso dei vaccini. Certo che il vaccino, che è un elemento chimico introdotto in un corpo, può sempre avere degli effetti negativi, ma va ad intaccare un corredo genetico già predisposto. Quindi diciamo che di l'autismo non si diventa, ma si nasce. Certamente, poi tra l'altro di questo ne abbiamo parlato tante volte anche con gli specialisti, no? Cioè i vaccini, ma non stiamo parlando naturalmente di quelli del Covid, si parla anche di quelli di ogni genere, ecco, possono in eventualità accelerare, scatenare qualcosa di già latente, insomma questo l'abbiamo detto varie volte. Comunque, torniamo al tema, perché poi ci sono strutture come la vostra che affrontano proprio quella che è la tematica del dare a questi ragazzi, a queste persone anche una prospettiva e un'autonomia, no? È così, si sta lavorando molto in questo, nelle scuole, nelle strutture esterne, nelle strutture sanitarie, anche con dei buonissimi risultati in questi termini. Beh, la ringrazio per la domanda. Allora, noi di Cooperativa Sonda con il progetto Caleido stiamo cercando di dare una risposta il più possibile adeguata alle persone, ai bambini e agli adulti con autismo attraverso una comunità per minori specializzata, un centro per adulti specializzato e una fattoria nella quale le persone, soprattutto giovani e adulti, possono sperimentarsi nel mondo del lavoro. Ma non basta, perché le persone crescono e quindi Cooperativa Sonda, grazie ad un'associazione di genitori nata anche su spinta nostra, chiamata Triblu, sta cercando il più possibile di dare una risposta a quello che è la residenzialità. Certo che questo compito è un compito complesso e, come ben sappiamo, per far crescere bene una persona serve un villaggio intero. Cosa intendo per villaggio? Noi facciamo il nostro lavoro, l'associazione genitori si sta impegnando, abbiamo una fondazione nel territorio, i Bambini delle Fate, che ci ha aiutato anche economicamente per far sorgere la nostra prima casa. Quindi ad Altivole è sorta la prima casa che ospiterà 5 adulti con autismo per vivere la loro vita in maniera più autonoma possibile, ma è una casa che vuole essere immersa nel territorio, quindi le porte aperte in modo che la cittadinanza possa entrare, vivere con noi le giornate, possa fare delle esperienze a contatto con le persone con autismo, sperimentando quello che è un concetto fondamentale. Sono autistici, ma prima di tutto sono delle persone. Quindi sono situazioni che il territorio rende affrontabili, diciamo, no? Anche per le famiglie, perché posso immaginare quale possa essere anche la difficoltà di gestione magari anche di ragazzi che poi via via diventino adulti e con comportamenti naturalmente in qualche modo da gestire, da contenere. Ecco, i nostri progetti proprio si dividono: se per i bambini c'è un processo educativo, soprattutto per far sì che le loro capacità comunicative, le loro abilità aumentino, fattore quindi che va ad ridurre un po' i loro comportamenti sedativi o i loro comportamenti che possono sfociare sull'autolesionismo ed altro. Per l'età adulta invece i programmi si identificano più verso l'aspetto delle autonomie personali, nonché, dove ci sono le potenzialità, anche nel mondo del lavoro. Questo fa sì che le famiglie si sentono supportate, soprattutto a quel pensiero costante che è: e dopo di me
cosa ne sarà di mio figlio, e allora questo concetto chiamato dopo di noi sempre di più stiamo cercando di modificarlo assieme ad altre cooperative nel territorio e anche a livello nazionale nel durante noi, quindi rendere famiglie proattive nel futuro del loro figlio in collaborazione con associazioni, cooperative ed altri enti del territorio per creare quelle nuclei abitativi non più grandi di grandi numeri, ma piccoli nuclei abitativi similari a abitazioni normali, ok? Dove le persone possono sperimentarsi. Questo fa sì che le famiglie, diciamo la verità, si sentono meno isolate, meno sole e meno preoccupate del futuro. La preoccupazione c'è ancora, perché di strada da fare ce n'è ancora tanta, ma ci sentiamo, uno, sulla strada giusta, due, supportati bene, e quindi dai, diciamo che c'è un po' di ottimismo. Bene, allora dai, noi su questa visione ottimistica ci fermiamo e la ringraziamo molto per questa testimonianza. Alberto Pettenon, responsabile educativo di questa struttura, di cui abbiamo visto anche un paio di immagini. Grazie per la sua testimonianza e per il lavoro che svolgete quotidianamente. Grazie a lei, tutti gli spettatori, e mi raccomando, informatevi di che cos'è l'autismo, perché quando passeggerete per strada ne troverete sicuramente qualcuno. Benissimo, grazie infinite, ha ragione, ha ragionissima. Allora, torniamo noi sui dazi, perché si è collegato nuovamente il nostro Christian Arboit sullo sfondo delle colline del Prosecco. C'è grande timore per l'annuncio di stasera di Donald Trump. Christian. Attesa, preoccupazione, ansia, qui le parole si sprecano. Lina, intanto ti mostro la meraviglia che c'è davanti ai nostri occhi, queste le riprese di Nicoletta Rizzetto. Siamo sul colle di San Floriano a Valdobbiadene, quindi nel cuore del Prosecco, questi filari del Prosecco di OCG. Prosecco che ovviamente, come gli altri vini italiani ed europei, in questa fase rischia parecchio. Qui con me il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese. Sindaco, che clima si respira? Ma sicuramente c'è attesa e preoccupazione ad oggi, insomma fino ad oggi, per l'indeterminatezza sull'applicazione e sulla quantità, sulla percentuale di dazi. Sono state settimane importanti nelle quali i consorzi di tutela, le associazioni di categoria, le istituzioni dalle comunali, regionali, nazionali, insomma hanno cercato di accompagnare, seguire queste preoccupazioni legittime da parte dei produttori. Insomma, attendiamo l'esito in questa giornata. Ecco, in tanti quindi stanno aspettando le determinazioni di Washington. Lei si sente di lanciare, non so se ci sta ascoltando difficilmente, però si sente di lanciare un appello a Donald Trump, il presidente americano, un appello e un invito, quale? Io adesso non so se sono titolato a lanciare un appello a Trump, ma insomma sicuramente poi a tutti gli americani che sono sempre benvenuti sulle nostre colline. L'appello è di venire qui a conoscere, visitare le nostre rive, le nostre colline abitate, di passare del tempo per conoscere le persone che con la fatica e il duro lavoro producono il Conegliano Valdobbiadene di OCG, perché all'interno di una bottiglia di vino non c'è solo il prodotto, ma c'è una storia, una passione, grande lavoro. Quindi, il fattore umano. Assolutamente il fattore umano che contraddistingue, devo dire, gran parte della nostra Italia. Quindi siamo molto di più di quello che può significare un dazio, quindi tutti assolutamente benvenuti, anzi insomma ci avviciniamo alle Olimpiadi invernali del 2026, sarà anche quella una grande occasione per il nostro territorio per farsi conoscere anche dal popolo americano. Ecco sindaco, ultimissima battuta, quando parliamo di indotto, di economia, di che numeri parliamo solo su Valdobbiadene? Solo su Valdobbiadene 10.000 abitanti, abbiamo 650 aziende agricole, in gran parte sono produttori e conferiscono l'uva alle cantine più grosse, però comunque lavorano all'interno del mondo vitivinicolo. A questi aggiungiamo circa 100 strutture ricettive e una cinquantina di strutture
ristorative, quindi una buona parte della popolazione comunque lavora all'interno dell'indotto che l'enogastronomia produce, enogastronomia che è sempre stata la prima fonte di turismo. Oggi con il riconoscimento patrimonio dell'umanità abbiamo anche la possibilità di diversificare il turista culturale, religioso, sportivo, ricreativo, insomma comunque l'enoturismo rimane certamente la prima fonte di presenze turistiche. I turisti americani sono cresciuti anche qui negli anni, quindi anche questo è un elemento da valutare. Insomma, tanti gli elementi, Lina, che impensieriscono questi territori, non solo Valdobbiadene, Vidor, tutta l'area chiaramente del Prosecco. Staremo a vedere quali saranno le determinazioni di Washington. Questa mattina ho sentito anche alcuni produttori, alcuni consorzi, e per il momento insomma c'è attesa. Per il momento è tutto, staremo quindi a vedere. Lina, ti lascio con queste immagini di Nicoletta Rizzetto, e da San Floriano Valdobbiadene è tutto. Grazie Cristian e Nicoletta, grazie al sindaco di Valdobbiadene. Allora noi andiamo invece su altri scorci, le grotte di Oliero, perché c'è in corso un'esercitazione a cui è presente anche il prefetto. Andiamo a vedere. Siamo all'interno delle grotte di Oliero, è in corso un'esercitazione del gruppo Speleo Sub di Vicenza, dei Vigili del Fuoco. Con noi c'è il comandante dei Vigili del Fuoco di Vicenza, Andrea Gattuso, quindi un gruppo che è un'eccellenza a livello nazionale. Sì, noi abbiamo un gruppo di sommozzatori, il nucleo sommozzatori di Vicenza, che peraltro ha la specialità anche di Speleo Sub. Quindi un nucleo abbastanza importante nel panorama nazionale. Peraltro questo nucleo di Speleo Sub interviene a livello nazionale nelle varie emergenze che ci sono. In particolare è intervenuto nella diga di Suviana, nell'Appennino bolognese, e a Palermo, dove c'è stato l'inabissamento dello yacht Bayesen. I nostri sommozzatori hanno fatto parte del nucleo nazionale che ha recuperato i corpi delle persone. Insomma. Quanti uomini fanno parte di questo gruppo, comandante? Al momento abbiamo 7 unità, c'è un corso nazionale, ovviamente una selezione molto importante. Diventare sommozzatori nei Vigili del Fuoco è un percorso alquanto complicato. Abbiamo 2 unità di Vicenza che stanno frequentando il corso nazionale e quindi contiamo di avere incrementato questo numero. E con noi c'è il responsabile della formazione di questa tipologia particolare di Vigili del Fuoco, Francesco Boaria. Oggi è in corso questa esercitazione, ma va anche detto che questo territorio è un'eccellenza per questo tipo di attività, grazie proprio alle sue peculiarità. Qui siamo nella nostra palestra di addestramento, una delle nostre palestre, dove mettiamo a punto delle tecniche e delle procedure per dopo operare in ambiente quando, ahimè, purtroppo ci capita o di intervenire e a volte anche abbiamo effettuato dei salvataggi come sulla nave Costa Concordia o come in altre zone, in quanto che il numero degli operatori speleo subacquei è illimitato e quindi se c'è anche un incidente in altre parti d'Italia partiamo, a seconda della tipologia di intervento, anche con movimentazione aerea, e operiamo anche non nel nostro territorio ma in altri ambiti. Oggi qual è il tipo di attività che stanno facendo i sub? Oggi le 2 coppie che sono in immersione provvedono a ripristinare il filo d'Arianna che deve essere sempre presente dentro le cavità che vengono esplorate in ambito speleo subacqueo, e questo filo è stato divelto dalla forte corrente dovuta alle piene che ci sono state nelle settimane scorse e deve essere ripristinato prima di
proseguire e continuare nell'avanzamento dentro la sorgente. Alla scoperta di questo territorio, alla scoperta delle grotte di Oliero, con noi c'è anche il prefetto di Vicenza Filippo Romano. Allora, quale impressione le dà questa mattinata particolare di esercitazioni e questo territorio anche? A parte l'impressione dovuta alla grande bellezza del luogo, la riflessione che si impone qui è più ampia e riguarda due grandi eccellenze dell'Italia. Una sono il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Poco fa il comandante Gattuso ha parlato di questo nucleo come un'eccellenza nazionale, ma tutto il corpo che rappresenta un'eccellenza internazionale a livello davvero universale, perché il livello di professionalità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è elevatissimo in ogni sua specialità. Questa chiaramente è una delle specialità più estreme. La speleo subacquea, lo dice la parola stessa, unisce due difficilissime discipline che sono la subacquea e la speleologica. E poi c'è un'altra eccellenza che è rappresentata dalle Alpi. In tutto il mondo si usa il termine alpinismo per definire le scienze della montagna, perché le Alpi sono state, come questa grotta lo è per la speleologia, sono state palestra di appunto alpinismo per tutto il mondo. Si impara qui e poi si applica dappertutto. Avete sentito anche sulla costa palermitana o qualche anno fa sulla costa sarda, dovunque vi siano grotte, vi siano falesie, vi siano fonti ovviamente di pericolo, i vigili operano avendo imparato le tecniche qui in questa palestra naturale. Stiamo per chiudere, una brevissima notizia riguardante il tema femminicidi, perché mentre in Italia si piangono due ragazze giovanissime da Roma a Messina, anche in Veneto purtroppo c'è stato un tentato femminicidio, tenta di strangolare la moglie, arrestato un 77enne nel Veronese, siamo a Peschiera del Garda, 78enne che ha tentato di strangolare la moglie 72enne che è stata tratta in salvo ma è in prognosi riservata e tuttora in pericolo di vita. Noi ci fermiamo qui, tra poco lo speciale CGIL, parleremo di referendum e case di riposo, come sempre poi dalle 14:30 ci sarà il cinema, ma ne riparleremo dopo. A tra poco.